Vicenza è città bellissima e città d'arte. Sì, questo è il dato che si conferma nel weekend di Ognissanti, nel ponte di Ognissanti, perché quasi 11.000 persone hanno visitato i nostri musei. Un dato davvero importante che vede al primo posto il Teatro Olimpico e la Basilica Palladiana, ma tutto il circuito museale, compresi i partner privati, hanno registrato numeri davvero importanti. I musei e i monumenti cittadini sono stati letteralmente presi d'assalto dai visitatori nel lungo fine settimana di Ognissanti, 3 giorni in cui le medie oscillavano intorno alle 4.000 presenze giornaliere, compreso il lunedì con la pioggia. 970 inoltre gli accessi per la partecipazione ad eventi che hanno consentito di superare la soglia degli 11.000 ingressi complessivi nelle sedi museali cittadine. Oltre a Teatro Olimpico e Basilica Palladiana, mattatori indiscusse di presenze, hanno fatto bene anche i musei partner e le visite guidate. Più gettonati in assoluto tra le numerose tipologie di biglietti disponibili, quella che consente di scegliere tra 4 sedi museali. Vicenza dunque si conferma città d'arte, scelta come meta dell'intero weekend. Un turismo, con dati d'affluenza notevoli, perché la maggior parte degli alberghi avevano il sold out e questo significa proprio che Vicenza è stata appositamente scelta per 3 giorni da vivere nella bellezza, nella cultura e nei nostri meravigliosi musei, quindi 11.000 volte grazie.